Buon pomeriggio, siamo qua con Sabina Passamonti, che è stata una degli interventi ad alta ispirazione di questo evento Capitolo Umano. Sabina Passamonti è docente biochimica dell'Università di Trieste e parte del comitato scientifico dell'associazione Women in Tech. Per iniziare le chiedo di raccontarci brevemente di cosa si occupano queste due organizzazioni di cui fa parte. All'Università di Trieste lavoro ormai da diverse decadi, la mia specialità è la biochimica che insegno e svolgo anche attività di ricerca, ho un bel gruppo di ricerca costituito da diverse colleghe, tutta una rete di collaborazioni nazionali e internazionali. Il mio argomento specifico è la nutrizione molecolare e in particolare l'effetto delle molecole che sono presenti nel vino sulla salute umana, un argomento che si inquadra nel grande tema vino e salute. All'interno dell'Associazione Donne e Tecnologie partecipo come componente del comitato scientifico e per me è una grande occasione far parte di questa associazione perché posso trasferire tutte le mie esperienze accademiche che non sono solamente scientifiche ma sono anche quelle esperienze di vita, diciamo, comunitaria e istituzionale, tutto il lavoro che ho fatto per agganciare il tema di ricerca che approfondisco giorno dopo giorno alle politiche di ricerca e innovazione nazionali ed europee, fatto che è essenziale per ottenere anche i finanziamenti. Quindi devo dire che nell'Associazione Donne e Tecnologie tutte queste cose sono ascoltate, valorizzate e convertite in tante belle iniziative che l'associazione conduce. Insomma, in particolare è stato creato il gruppo Young Ambassadors, che sono giovani donne, studentesse o diciamo giovani ricercatrici che hanno un notevolissimo potenziale di personalità e di competenze tecnico-scientifiche che si spera attraverso la partecipazione all'associazione possano trovare poi degli interlocutori di alto livello interessati. Alla luce della sua poliedrica esperienza le chiedo qual è secondo lei la chiave per un'evoluzione che sia realmente sostenibile e che metta al centro la persona. Ma la chiave per la sostenibilità delle organizzazioni, che siano organizzazioni industriali o di imprese oppure di ricerca, faccio notare che anche la conduzione di un gruppo di ricerca ha qualcosa di affine alle attività imprenditoriali. La cosa più importante è avere una relazione di assoluta serietà, apertura e onestà interpersonale con i propri collaboratori, cioè coltivare la fiducia reciproca è un fattore determinante per poter mettere tutti a sistema e per evitare che si finisca nel tranello della sfiducia, dei sospetti o della demotivazione. Quindi tenere alta la motivazione delle persone su un determinato obiettivo si fa attraverso una proficua relazione interpersonale dove abbiamo tutti pari dignità, grande valore, c'è l'attenzione verso questo pieno sviluppo della propria persona.